Sostenere lo sviluppo delle aree rurali della Sicilia, migliorarne la competitività, valorizzare il territorio e partire dalle molteplici potenzialità del settore agricolo, alimentare e forestale. Una sfida impegnativa alla quale l'amministrazione regionale ha risposto tramite gli strumenti offerti dal programma di sviluppo rurale della Sicilia 2007-2013. Di quanto già anticipato, risultati raggiunti, ulteriori attività ed obiettivi futuri si è discusso in maniera approfondita a Palermo in occasione del Forum regionale sviluppo rurale che si è tenuto al Grand Hotel delle Palme. All'evento, presieduto da Raffaele Lombardo, presidente della regione, hanno preso parte autorità nazionali e internazionali. Nel corso della giornata sono stati presentati nuovi bandi per il settore agricolo predisposti dall'amministrazione regionale. Renato Mannheimer ha esposto i risultati della ricerca Coltivare sviluppo alle radici del futuro. C'è un decreto di recente firma che vuole semplificare al massimo l'accesso a questi fondi attraverso una semplificazione dell'accesso documentale. Ogni bando avrà un suo corredo documentale e la rete di ingresso dei documenti sarà una rete di ingresso che si dedicherà a rilevare la consistenza e l'esistenza dei documenti stessi. Punto. Quindi si cerca di semplificare equiparando questo tipo di attività a quella dei crediti documentari bancari. Ai funzionari toglie l'onere dell'interpretazione che verrà fatta nell'ufficio centrale di Palermo e l'interpretazione dell'ufficio centrale di Palermo determinerà i documenti necessari per accedere al bando. Quindi una volta prodotti i documenti non si dovrà più entrare nel merito.